Pace e bene. Dal santuario di San Leopoldo in Padova trasmettiamo la Santa Messa e affidiamo all'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. E iniziamo con il canto Signore dolce volto al numero 125. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, anche oggi il Signore ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia e ci chiama a conversione. Riconosciamo di essere peccatori e con fiducia, ancora una volta, accogliamo l'infinita misericordia di Dio sulla nostra vita. Pietà di noi, Signore. Signore, mostraci la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Preghiamo. O Padre, custodisci la tua famiglia nell'impegno delle buone opere. Confortala con il tuo aiuto nel cammino della vita e guidala al possesso dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Geremia.
I nemici del profeta dissero: venite e tramiamo insidie contro Geremia, perché la legge non verrà meno ai sacerdoti, né il consiglio ai saggi, né la parola ai profeti. Venite, ostacoliamolo quando parla, non badiamo a tutte le sue parole. Prestami ascolto, Signore, e odi la voce di chi è in lite con me. Si rende forse male per bene? Hanno scavato per me una fossa. Ricordati quando mi presentavo a te per parlare in loro favore, per stornare da loro la tua ira. Parola di Dio. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Ascolto la calunnia di molti, terrore all'intorno, quando insieme contro di me congiurano, tramano per togliermi la vita. Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio. I miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i 12 discepoli e lungo il cammino disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani perché venga deriso e flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà. Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: che cosa vuoi? Gli rispose: di che questi miei 2 figli siedano, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra, nel tuo regno. Rispose Gesù: voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere? Gli dicono: lo possiamo. Ed egli disse loro: il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato. Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i 2 fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuol diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo. Come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti.
Parola del Signore. Nel versetto del canto al Vangelo abbiamo pregato così: io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Il Signore si propone a noi come la verità della vita del mondo, la verità della nostra vita, luce della vita, che significa la verità della vita, una vita autenticamente vissuta, una vita pienamente realizzata. Lui è una vita autenticamente realizzata e ci mostra come anche noi, se vogliamo essere veramente Suoi discepoli, siamo chiamati a vivere in pienezza la nostra vita. È la verità della nostra vita. Non c'è vita migliore di una vita vissuta secondo i Suoi insegnamenti, secondo la Sua testimonianza. E che cosa ci insegna oggi il Signore Gesù attraverso il Suo Vangelo? Che non c'è vita migliore di una vita vissuta nella dimensione della croce, che dal punto di vista della logica del mondo è un controsenso, ma nella logica di Dio è una vita pienamente sensata. La logica della croce. Il Signore è venuto per servire, non per farsi servire. Il Signore è venuto per amare e donare la vita, non per toglierla agli altri. Il Signore è venuto per mettersi umilmente ai piedi di ciascuno di noi, ha lavato i piedi ai Suoi discepoli. Si mette al nostro servizio, affinché noi, accogliendo il Suo amore, possiamo amarci gli uni gli altri come Lui ha amato a noi. Questa è la dimensione della croce. E allora Gesù ci insegna che per essere grandi nel regno dei cieli, per essere grandi secondo il cuore di Dio, dobbiamo anche noi, sul Suo esempio, farci servi gli uni degli altri, cioè donarci gratuitamente amore, disponibilità, servizio, attenzione, rispetto, comprensione. Il Signore non ha bisogno che noi ci mettiamo al Suo servizio, perché Lui non è venuto per essere servito, ma piuttosto il Signore desidera che noi, con Lui, ci mettiamo al servizio dei fratelli. Questo significa vivere il Vangelo, vivere la logica della croce, che non è la logica del mondo e che il mondo non capirà e che il mondo non accetterà. Ma noi vogliamo seguire la verità di Gesù o la pseudo verità del mondo? A noi la scelta. Nelle mani di chi vogliamo mettere la nostra vita.
benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra e del lavoro dell'uomo. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna. Fratelli e sorelle, pregate perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, volgi con bontà lo sguardo alle offerte che ti presentiamo e per questo santo scambio di doni liberaci dal dominio del peccato. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie e innalzare a te le nostre lodi, Dio Padre Onnipotente, per i prodigi che operi in questo mondo per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In un mondo lacerato da lotte e da discordie, riconosciamo la tua opera che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo Spirito agisci nell'intimo dei cuori perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, o Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'odio è vinto dall'amore, la vendetta è disarmata dal perdono e noi, uniti agli angeli cantori della tua gloria, con gioia a te innalziamo l'inno di benedizione e di lode. Padre Onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, Figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che rende ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi, perché nuovamente rivolti a te ci amassimo gli uni gli altri come Lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, in quella sera prese nelle sue mani il calice della benedizione, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza donaci il tuo Spirito perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia. Egli rende la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini, strumento della tua pace. Ci custodisca in comunione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, il Collegio Episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentati nel Signore. Eleonora, Pietro, Francesco e tutti gli altri defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu, che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i santi, nel convito della Gerusalemme nuova, dove splende la pienezza della tua pace, in Cristo Gesù, Signore nostro. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza della sua parola, preghiamo insieme e diciamo: Padre nostro, liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare al nostro peccato ma alla fede della Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo e dona la pace. Beati noi anche oggi invitati alla cena dell'agnello. Comunione spirituale.
Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Credo in te, Signore. Preghiamo. Signore Dio nostro, questo sacramento che ci hai donato come pegno di vita immortale sia per noi sorgente inesauribile di salvezza eterna per Cristo nostro Signore. Preghiera per intercessione di San Leopoldo. Preghiamo in modo particolare per tutti i nostri ammalati.
Dio nostro Padre, in Cristo tuo Figlio morto e risorto, hai redento ogni nostro dolore e hai voluto San Leopoldo paterna presenza di consolazione. Infondi nelle nostre anime la certezza della tua presenza e del tuo aiuto. Amen. Il Signore sia con voi. Concedi a questi tuoi figli, Padre, l'abbondanza della tua grazia. Dona loro la salute del corpo e dello spirito, la pienezza della carità fraterna e la gioia di essere sempre fedeli a te. Per Cristo nostro Signore. Su di voi, sulle vostre famiglie, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate sempre il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Grazie a Dio. Ave Maria, ora pro nobis. Ave Maria. Ora pro nobis. Donna del sorriso e madre del silenzio. Ora pro nobis. Donna di frontiera e madre dell'ardore. Ora pro nobis. Donna del riposo e madre del sentiero. Ora pro nobis. Ave Maria. Donna nel deserto e madre del respiro. Ora pro nobis. Donna della sera e madre del ricordo. Ora pro nobis. Donna del presente e madre del ritorno. Ora pro nobis. Donna della terra e madre dell'amore. Ora pro nobis.